Dottor Cinquetti, allora, ora come si comporterà l'ULSS? Noi abbiamo ricevuto dalle scuole a cavallo tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio 2 tipologie di documenti relativi ai bambini cosiddetti non in regola sulla base dei dati di computer, cioè che avevamo nel nostro sistema informatico. Alcuni bambini che hanno documentato o l'esecuzione di vaccinazioni in altra sede o la presenza di uno stato immunitario già in essere derivante da un esame del sangue o una certificazione del medico che raccomanda l'esonero per determinate motivazioni sanitarie o un appuntamento già preso in qualche contesto, magari anche in ambito privato per l'esecuzione delle vaccinazioni. Tutti questi documenti hanno un chiaro contenuto tecnico che richiede da parte dell'ULSS una valutazione. La scuola ci ha poi mandato l'elenco dei bambini, come previsto dalla Regione, l'elenco dei bambini che non hanno presentato alcun documento. Noi nei confronti di quei bambini, dopo averli valutati anch'essi uno per uno e aver controllato la rispondenza a questa realtà, provvederemo ad un'ulteriore convocazione, fissando un giorno preciso in cui questi bambini saranno chiamati per avviare il ciclo vaccinale o per completarlo se rimane da completare. Stiamo parlando, di una condizione di circa 250 bambini che in questo momento sono oggetto di particolare attenzione. Alcuni di essi avranno documentato quello che dicevo prima, alcune condizioni che raccomandano un percorso di tipo tecnico. Alcuni altri non avranno presentato nulla tramite i loro genitori e li riconvocheremo per le prossime settimane. Se le famiglie non dovessero rispondere nemmeno a questa ulteriore convocazione, cosa succederà? Succederà quello che abbiamo sempre fatto. Noi continueremo a lavorare per il convincimento, perché non c'è mai fine per il giorno utile per iniziare, avviare, completare il ciclo vaccinale. Con le altre parleremo, con le altre decideremo con la scuola il percorso più opportuno.